tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video. Yes baby, bentornati. E raga, inizia la settimana più interessante, perché da questo video, per i prossimi video, adesso non ho ancora contato per quanti, ci sono tutte le riprese delle mie ferie, quindi le cose più interessanti. Allora, la prima settimana ho iniziato, ci sono pochi clip, ho lavorato alla sagra, ossia sono andato a far patate alla sagra, le patate fritte. Già lo sapete. E sì, non ho registrato tanto perché in realtà molto spesso appunto lavoravo, però adesso quello che ci sono divertenti. Aspetta, un po' forse le domeniche. Sì, un po'. No, un po' le domeniche. E allora, sul weekend è passato veloce. Sono andato a servire la sagra. Oggi sono andato anche a pranzo, quindi non ho dormito una sega. E oggi c'è il Calimero, quindi in teoria serata top. Ho dormito pochissimo, però gli occhiali da sole perché è festa, non per altro. Total black pure con la bandana. Perché? Perché sono a far patate, quindi ci mettiamo la bandana qua perché fa figo. E perché fa caldo, soprattutto perché in cucina fa molto molto caldo. E per farvi capire non ce l'ha con le friggitrici. Se riesco vi faccio un video. E niente, ci vediamo dopo perché la settimana dura una... Sì, buonanotte. La sagra dura una settimana, quindi è lunga. Opa! Y eso que no me he buscado, deja que mande el malote que se le eche en todos lados. No. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Anche con la travessa di far patate ragazzi, già lo sapete, ma già lo sapete. Dopo tipo 2 giorni aver finito la sagra, sono andato a ritrovare Nico. Come avete visto dal titolo, dopo anni finalmente ci siamo ritrovati. Sono andato a trovarlo a casa sua, che abita appunto al mare in Emilia Romagna, quindi sono andato a trovarlo ed ecco voi le clip. Fai vedere il gesto d'amore. Vedete ragazzi, cioè, attivare, siamo a mangiare la piadina, attivare il server di Minecraft all'amorosa. Tra l'altro lo riconoscete, solo i real fan lo riconoscono, solo i real fan da Minecraft lo riconoscono. Proprio io. C'è un po' di vento ragazzi. Ciao. Sei anche tu qui? Sei venuto in vacanza qua? Assurdo. Ogni anno. No, guarda che figata. Tralasciando i miei capelli, che sono molto belli, il ragazzo qui non sa fare le foto. Ciao. No, come non so fare? Delle signore l'hanno fermato per chiedergli delle foto, siamo ripassati e hanno chiesto a un'altra persona di rifargli le foto sullo stesso punto. Sono offeso. Nico mi porta a fare shopping. Let's go. E dopo andiamo a fare le foto. Guarda, tutto Vans stile americano. Che stile. Che stile. Che stile. Vediamo se il fotografo mi tocca fare come le signore di ieri. Perché? Che era un altro passante. Ah no. No, adesso sicuro. Allora, stasera siamo al livello successivo della piadina. Molto. Nico con la birra. Sì, chiaramente. Media. Guarda che bella birra io. Siamo al livello successivo della piadina. È tipo la pizza quando si fa su, però piadina. Esatto, quindi pescione, non cassone, riminesi ciao. Questo è un dissing. È un dissing. Cam, facciamo lo short, ti becchi gli insulti. Ragazzi, vi lascio qui il nome del canale YouTube per andare a insultarlo. Andate a segnalarlo, guardate veramente. Questo ragazzo non so cosa dica nei video. Dai, ma sto scherzando. Trovategli un'amorosa per piacere. In Riviera ci si vuol bene, dai. Trovategli un'amorosa che così. Ma ce l'ho già. No, non è vero. E allora fategli cambiare amorosa perché ha la maglia dell'Inter. Ma non è vero. No, l'amorosa. Ah, è un'altra storia quella.
appena tornato, già lo sai, neanche te lo dico, siamo tornati per sagre, perché agosto dovete sapere che qua da noi è pieno di sagre dappertutto. Quindi i prossimi clip sono ancora che siamo per sagre, ma questa volta non a lavorare, bensì a girare. Cand'è che non vuole liscio, Lele, carico per liscio. Ehi, porca! Ragazzo, tu non hai ancora capito. Per rimorchiare i ragazzi devi venire al Mac. No, posso farci del barba come Maurizio. Fa vedere. Guarda che c'è. Come fanno a non venirti dietro? Tu da di. Ragazzi, Che cazzo? Bene, cosa stai facendo? fai di Italini a Coca-Cola. Ehi, ci cambiamo? Mi ricordi Alex una certa sera? Alessandro, un caga sotto in quadro. Potete dirmi tutto quello che volete, io so cosa posso e cosa non posso fare. Dove tutto è cominciato, ragazzi? Io so dire di no. Oh! Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi, commentate e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!